Signore e signori, buon pomeriggio dal comunale di Mansuè. Buon pomeriggio, domenica 14 settembre inizia il campionato di Serie Eccellenza e per quanto ci riguarda il campionato di Eccellenza Girone B. Allora, veramente è iniziato ieri pomeriggio alle 15:30 in quel di Castelfranco Veneto, primo anticipo della stagione tra il Giorgione e la corazzata del Borgoricco di Stefano Esposito. Ne è scaturito a sorpresa forse uno 0-0 tra due formazioni che da una parte hanno figurato molto bene il Giorgione, che nonostante la giovanissima età ha fatto un'ottima partita, e dall'altra parte il Borgoricco che ha un pochino deluso, se vogliamo, anche in virtù della possibilità tra l'altro di segnare in più di un'occasione durante la gara. Non c'è riuscito, un paio di occasioni veramente grossissime e poi un rigore calciato sul palo dal bomber sottovia, e quindi il Castelfranco Veneto, o meglio il Giorgione, porta a casa un punto, uno 0-0 veramente importante alla prima di campionato. Ma vediamo questa prima di campionato qui a Mansuè, dove ad affrontarsi sono il Porto Mansuè e la Marosticense, con un Porto Mansuè che è giudicato dagli addetti ai lavori come una delle favorite insieme al Borgoricco e insieme ad altre squadre del Girone B, favorite di questo campionato per la vittoria finale. È una partita che vede di fronte una formazione che cerca naturalmente di confermarsi ulteriormente nel panorama calcistico della Marca trevigiana, e una Marosticense che, lo ricordiamo, lo scorso anno venne qui al comunale di Mansuè, pareggiò 2-2, poi il match di ritorno in casa a Marostica fu a vantaggio proprio dei marosticensi, che vinsero la gara. Poi Marosticense che venne a fare un colpaccio anche in casa di Pieve di Soligo, in casa della formazione di Pieve di Soligo, dell'Eclisse Careni Pivigina. Allora andiamo a ricordare un attimo quello che vedremo quest'oggi, le due formazioni, i due 11 schierati dai due mister. Paolo Zoppas per quanto riguarda il riconfermato tecnico del Porto Mansuè, e Luca Moresco, anche lui riconfermato sulla panchina della Marosticense. Una formazione che vede qualche novità. Le novità riguardano per quanto riguarda il Porto Mansuè il ritorno in campo di Bortignon, che tra l'altro è un ex, perché era il portiere lo scorso anno della Marosticense, quindi Bortignon che fa il suo esordio in campionato. Non ha giocato in precampionato e nelle amichevoli perché era infortunato. Oggi gioca la sua prima partita e lo fa proprio contro la sua ex squadra. Il Porto Mansuè lo scorso anno chiuse a 50 punti la classifica, proprio al di sotto della posizione per quanto riguardava i playoff. La Marosticense lo scorso anno chiuse con 38 punti. Per quanto riguarda ancora la formazione, sono squalificati per quanto riguarda la formazione di casa Mello Corbellini e Nicoletti, sono due assenze piuttosto importanti del centrocampo. Marchesan poi continua la sua preparazione, non dovrebbe mancare tanto per il suo rientro, anche lui un infortunato del precampionato e delle amichevoli. Allora diamo un'occhiata subito alle due formazioni che i due mister mandano in campo quest'oggi. Cominciamo dalla Marosticense, che schiera Guadagnin, Munari, Minato, Nascinguerra, Lunardon, Bernardi, Castellan, Muratai, Merlo, Basso e Giacomazzo. In panchina con Moresco troviamo Bresolin, Morello, Bonaldi, Tessaro, Baldi, Cecchin e Venturi. Risponde la formazione di casa con questo 11 che Paolo Zoppas mette sul terreno di gioco, con Bortignon, Fin, Zanon, Sibiglia, Salomone, Francescato, Granati, Pirrone, Canato, Soncin e Spigariol. In panchina con lo stesso Paolo Zoppas vanno Pizzolato, Sandrin, Gabrielli, Rigato, Pozzebon, NFI e Davide Cais. Per quanto riguarda l'arbitro,
arbitro. La terna arbitrale è così composta da Matteo Sartore, che è l'arbitro della sezione di Padova, il primo assistente è il signor Tarasov Alexander della sezione di Portogruaro, il secondo assistente è il signor Gabriele Soncin della sezione di Mestre. Una giornata quindi la prima interessante con questa gara Porto Mansuè Marosticense, vi dicevo giocata ieri Giorgione Borgoricco, terminata 0-0, Borgo Valbelluna Leo Oderzo, calcio Caerano contro Giulia Sagittaria, Cavarzano con il Vittorio Veneto, Dolo Arcella, Godigese San Donà. Questa è un'altra bella partita che si gioca in quello di Castello di Godego, mentre a Piove di Sacco scende l'Eclisse Carini Pievigina contro appunto la Piovese. Queste le due formazioni che abbiamo visto nel dettaglio, appunto con le assenze piuttosto importanti nel centrocampo della formazione di casa di Mello Corbellini e di Nicoletti. Manca anche, come dicevo prima, Marchesan, il reparto difensivo ha perduto nel precampionato e nelle amichevoli appunto Marchesan, lo stopper, il difensore centrale di fisico, e quindi lo si attende, pensiamo, e mi parlavo prima con i dirigenti del Porto Mansuè, intorno ai primi di ottobre per quanto riguarda il suo rientro in campo e in rosa. Ecco le due squadre che nel frattempo si avviano verso il centro del campo agli ordini della terna arbitrale, lo ricordiamo, composta dall'arbitro signor Matteo Sartore, dal primo assistente Alexander Tarasov e da Gabriele Soncin, secondo assistente di linea della sezione rispettivamente di Portogruaro e di Mestre. Andiamo subito a vedere le due formazioni che sono schierate in mezzo al campo. È un terreno di gioco che, così visto dall'alto, è anche un bel terreno di gioco. Prima lo abbiamo calcato dall'interno e posso confermarvi che la situazione non è delle migliori in certe frazioni del campo, ma si presume e pensiamo che ci saranno dei lavori da effettuare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per dare e per confermare appunto questo terreno di gioco come uno dei più interessanti della Marca Trevigiana. Tutto è pronto, arbitri in mezzo al campo con le due squadre per dare il via tra poco al gioco. Maglia bianca per la formazione di casa, e maglia diciamo rosso-blu o rosso-nera per quanto riguarda la Marosticense, schierata quindi sulla destra dei nostri teleschermi la formazione di casa in maglia bianca, mentre sulla sinistra partirà appunto la Marosticense. Fotografie di rito espletate e quindi siamo pronti. Vi ricordo che poi al termine della gara lasceremo un po' di bianco per permettermi di scendere e andare ad intervistare i due tecnici proprio a bordo campo, per dare l'opportunità di chiudere appunto insieme al collega Vincenzo Russo la telecronaca di quest'oggi qui da Mansuè. È tutto pronto e l'arbitro, il signor Sartore di Padova, sta per dare il fischio iniziale per iniziare questo campionato, per iniziare questa stagione, per iniziare questa prima gara stagionale per quanto riguarda le due formazione di casa, Porto Mansuè e Marosticense. Dato il via e allora si comincia, inizia una nuova stagione per quanto riguarda il calcio e il campionato di eccellenza. Raddoppio subito di marcatura da parte della formazione della Marosticense. Allora sul pallone ci va Angelo Pirrone con il numero 8 della compagine in maglia bianca, cioè la compagine di casa. Poi la palla invece va alla Marosticense, che rimette in gioco ma perde il pallone, lo guadagna Salomone e lo dà subito al suo portiere. Riscambio ancora con il portiere che viene dalla Marosticense, appunto è la sua prima partita stagionale perché era rimasto infortunato nel precampionato, quindi anche per lui un esordio, e tra l'altro contro la sua ex squadra dello scorso anno. Subito proteste, vediamo per la linea, si era chiamato immediatamente il guardialine perché volevano
volevano subito la posizione di fuorigioco da parte degli avanti della Marosticense, non l'ha pensata così il guardialine e quindi nulla di fatto con la linea della formazione di casa che protestava nei suoi confronti. Riparte la Marosticense ancora dal fondo per cercare l'impostazione, dal basso alza la testa, guarda la posizione dei suoi, ci sarà il lancio lungo, in effetti è così, tutto dalla parte sinistra del campo per cercare di servire basso, non riuscito il traversone lungo e quindi palla che termina in fallo laterale, con le mani la formazione di casa per rimettere in gioco ed è il capitano Granati che lascia il pallone al suo compagno di squadra, rimessa lunga ancora per Soncin che di testa cercava di far viaggiare i suoi. Attenzione alla ripartenza fulminea della Marosticense con il numero 9 Merlo che cerca di girarsi abbastanza bravo, abbastanza bene. Adesso c'è il fallo commesso dal giocatore della Marosticense, almeno così dice il signor Sartore, che ferma il gioco e dà il calcio di punizione alla formazione di casa che proverà a muovere le linee con Bortignon, Jari Bortignon, portiere che fa il suo esordio quest'oggi nell'11 del Porto Mansuè, che guadagna palla con il numero 11 proprio Spigariol, la perde a metà campo, torna indietro, è costretto a tornare indietro, è costretto all'impostazione dal basso per quanto riguarda Bortignon che va subito a servire Zanon. Zanon alza la testa, guarda la posizione dei suoi in avanti, lancio lungo che però non è perfetto e allora c'è il fallo di Pirrone che ferma il gioco per non consentire la ripartenza della Marosticense. Punizione per la compagine di Moresco con palla tra i piedi per il numero 6 Bernardi che sventaglia dalla parte opposta del campo, controllo ancora, non ci sono sbocchi e non ci sono spazi liberi e allora si torna ancora indietro e si ritorna ancora dal capitano della Marosticense che prova a superare la metà campo per venire in avanti tutto ancora dalla parte sinistra del campo, viene bloccato, deviata la palla, si avventa Soncin che prova a giocare questo pallone, poi spreca un po' tutto, mi pare Granati, che dalla fascia destra del campo effettua un rinvio piuttosto sbilento che termina fuori, però è già recuperata la palla prima da una parte e poi dall'altra, guadagna ancora la Marosticense il pallone, lancio lungo in avanti, ancora un po' di confusione, colpo di testa, adesso c'è il fallo del numero 6 Bernardi che spinge da tergo il giocatore della formazione di casa, si alza la bandierina per il fuorigioco, mi pare di Canato, che si era mosso primo, era al di là della linea difensiva della Marosticense e quindi blocca tutto il guardialine dalla parte opposta della tribuna per dare l'ok, bandierina alta, si può battere questa punizione per quanto riguarda la Marosticense che prova a manovrare ancora sullo stretto con il numero 7 Castellan, cerca di andarsene, viene bloccato da Salomone. Filippo Salomone, classe 2001, con il numero 5 sulle spalle, può manovrare ancora la formazione della Marosticense con prima Munari e poi Nascinguerra, palla che viene perduta, lancio lungo in avanti, un po' di confusione, ma è questo un po' lo spirito di questa squadra, di questa Marosticense che non molla sicuramente mai, attenzione, viene in avanti, provava lo scambio, non riuscito, può stringere ancora lì con il numero 8 Muratai che prende palla, poi la perde, allora Canato che cerca di andarsene, viene fermato anche in malo modo, l'arbitro però era vicino e lascia giocare, può ripartire la Marosticense ancora, molto bene, fermato con questa incursione fermata all'ultimo istante, poi il tentativo di pescare Jacopo Castellan sulla fascia destra del campo, non riesce, palla che termina in fallo laterale e quindi si riprenderà a giocare con la rimessa del portiere Bortignon che aspetta la posizione dei suoi, vuole che
i suoi difensori vadano in avanti, preferisce il lancio lungo non oltre la metà campo. Canato che cerca di conquistare palla di testa, non ci riesce invece Pirrone che si libera bene, poi Granati con la fascia di capitano che spinge su Canato che tiene la palla, ha il fisico per farlo, poi c'è il tentativo di andarsi a riprendere il pallone, c'è un fallo perché viene un pestone probabilmente da parte del difensore su Canato, costretto a fermarsi. Allora si ferma l'azione ma guadagna una punizione la formazione di casa, il Porto Mansuè. Sulla palla Gianmarco Spigariol. Vi dicevo in apertura di telecronaca che mancano sia Nicoletti sia Mello Corbellini nel centrocampo appunto di casa, con due pedine importanti che mancano quest'oggi allo scacchiere di Paolo Zoppas. Brutta la punizione di Spigariol che non riesce a superare il primo palo, diciamo così, e allora ci riprova dall'altra parte con Zanon che mette dentro questa palla, è molto bella e c'è Canato che va al tentativo di colpire di testa, non ci riesce perché viene anticipato dal difensore. Non sono d'accordo due difensori, non è d'accordo la linea difensiva della formazione della Marosticense, però si riprenderà con un calcio d'angolo in favore del Porto Mansuè su questa bella azione, palla scodellata in mezzo. Canato ha cercato la deviazione di testa, è stato bravo il suo difensore a mettergliela in calcio d'angolo, e allora adesso vediamo questo calcio d'angolo battuto dalla compagine di casa, va breve, va veloce per cercare di rimetterla ma non ci riescono, e allora persa questa occasione di scodellare un'altra palla in mezzo all'area. Allora ci prova Granati adesso con le mani per trovare un compagno, poi Canato in mezzo al campo, arriva la palla sul giocatore Spigariol che poi inciampa, cade. Adesso invece c'è il fallo per quanto riguarda la formazione di casa che blocca sul nascere il tentativo di ripartenza della Marosticense. È andata anche bene al giocatore del Porto Mansuè, non c'è stato il cartellino giallo su questo fallo, un fallo per fermare la ripartenza appunto degli ospiti. Palla che viene gettata in avanti, cerca di controllarlo in qualche maniera Francescato, ci riesce anche bene, poi la palla viene gettata in avanti mentre poi si rialza immediata agli ordini di Zanon la linea difensiva della compagine di casa. Granati che conquista un buon pallone, lo porta oltre la metà campo, perde poi palla ma la riguadagna ancora con Sibiglia che spinge, Sibiglia su Granati anticipato dal suo diretto avversario, nulla di fatto con palla che rimane lì pronta per una rimessa in gioco con le mani. Canato che tiene palla, lavora con il corpo, poi ancora dietro per cercare Granati, palla che non arriva a Tiberio Granati, e quindi palla che termina in fallo laterale. Si riprenderà con una rimessa in gioco a favore degli ospiti che buttano in avanti questa palla, la riperdono immediatamente, allora può spingere ancora con Sibiglia che guadagna un altro calcio d'angolo. La formazione del Porto prova a stringere d'assedio per quanto riguarda appunto il primo tempo che si sta giocando qui a Mansuè. Sono passati 9 minuti e 46 di gioco con il risultato chiaramente fermo sullo 0-0. Calcio d'angolo è il terzo, se non erro, per la formazione di casa. Si muovono un po' tutti in area. Canato, sempre lui con il colpo di testa, poi il tiro al volo di Zanon, buono per il tentativo di voler tirare subito, ci ha provato, palla che però è sibilata al lato un paio di metri. Peccato perché l'occasione poteva essere buona anche in questo caso, però abbiamo visto insomma quali sono le possibilità di gioco e di schemi per il Porto Mansuè. Con Canato lì in mezzo a fare da ariete, a tenere, a conquistare un po' tutte le palle, poi per girarle da una parte e dall'altra come può essere in grado di fare. Guadagna palla ancora la formazione di casa che prova a manovrare, palla che viene
controllata male dal giocatore del Porto Mansuè, rimane a terra Castellan, l'arbitro è lì vicino, si accerta della condizione fisica del giocatore che si rialza, solo una botta, nessun problema, si rialza Castellan, palla che è terminata fuori. Adesso vediamo con il numero 10 Basso che cede palla al suo compagno che poi giustamente la dà, visto che la palla era uscita, per permettere di soccorrere il giocatore della Marosticense, palla che ritorna tra i piedi della formazione di casa, però il rinvio lungo si perde sulla fascia laterale, nulla di fatto, si riprende con una rimessa in gioco con le mani da parte della Marosticense con Munari che lancia lungo, colpo di testa difensivo, bene Sibiglia che lancia lungo. L'intenzione era buona, infatti glielo dicono anche parecchi compagni, però le due punte in questo caso erano più avanzate rispetto al lancio effettuato da Sibiglia. È un Sibiglia che, attenzione ancora, alzano un po' le braccia i giocatori della formazione di casa e va a commettere fallo Zanon, che deve stare un po' attento perché ha cominciato con un po' di nervosismo, prima con il guardialine chiamandolo per la linea e adesso un po' con i suoi compagni, prendendosela poi con un avversario, andando a fermare l'azione. Vediamo che cosa nasce da questa punizione che sarà battuta dalla Marosticense. Ci sono un groviglio di uomini in area di rigore, sono rientrati tutti, anche Spigariol e Canato, per dare una mano al reparto difensivo. Attenzione perché era bella questa azione, ed era un bel traversone con il numero 6, mi pare Alberto Bernardi, che ha sfiorato il pallone. Bortignon ha fatto vedere che c'era sul pallone, era sicuro, tranquillo, ha lasciato sorvolare la traversa, però attenzione a queste palle, perché da palle così possono nascere numerosi pericoli e aveva capito la pericolosità del tutto, portando quasi tutta la squadra in area di rigore. Canato che cerca di conquistare il pallone, va Spigariol, ma la palla viene anticipata e rinviata lunga ancora. Attenzione, qui c'è il fallo di Merlo, sì, c'è il fallo di Merlo, anche se si arrabbia, però me lo ricordo questo Merlo, lo scorso anno espressi parere favorevole su Giovanni Merlo, che era in classe 2000, proprio per il fatto che era un peperino, sempre lì davanti, sempre a dare spinta alla sua squadra e a importunare naturalmente la difesa avversaria, e si sta dimostrando tale anche in queste prime battute di questo primo tempo, qui al 14° minuto di gioco qui a Mansuè. Canato che cerca di andarsene, palla sforbiciata via da parte del difensore della Marosticense, che permette di avanzare con le mani alla compagine di casa, lo fa con Francescato che cerca un compagno libero, non trova nessuno, si fa vedere Cagnato con la palla, Canato di testa per il tentativo di darla a Soncin, riuscito. Allora tutto dalla parte opposta dove c'è Granati che prova ad entrare, viene fermato in prima battuta, poi ci ritenta ancora sulla fascia destra del campo, va ad aiutarlo il suo compagno di squadra, mette dentro questo pallone, Spigariol che sbraccia in mezzo, non arriva la palla, ma c'è ancora il predominio del Porto Mansuè su queste palle uscite, gettate e rinviate dalla Marosticense. Nulla di fatto però, perché il tiro non si è concretizzato, e allora pallone tra le mani di Ilario Guadagnin, un classe 1999 per il portiere della Marosticense, che rilancia il suo compagno, prova sulla fascia sinistra del campo ad andarsene la formazione della Marosticense, che però è costretta a tornare indietro e a ripartire dal basso, perché blocca ogni angolo, blocca ogni punto la compagine di Paolo Zoppas. In avanti la Marosticense con il suo terzino, con Munari, che prova a dare palla a Nascinguerra, anticipato dal suo diretto avversario. Poi Bortignon aveva un pochino più di calma e tranquillità, non se l'è sentita. Ancora il tentativo di Sibiglia che poi va a commettere fallo, commette fallo, gamba tesa, forse un pestone anche al suo diretto avversario.
È un Sibiglia che abbiamo avuto modo di vedere lo scorso anno tra le fila dell'Eclisse Careni Pievigina, e questo era il suo tipo di gioco: prendere palla a metà campo e rilancio immediato per le due punte. Bisogna trovare chiaramente il giusto equilibrio, e quindi c'è un po' di difficoltà a ragionare, a trovare attenzione a questa palla che va verso il portiere, che poi voleva servire il suo compagno sulla fascia, non c'è riuscito Guadagnin. Palla per Canato ancora, che viene fermato dalla linea difensiva della Marosticense. Ferma un po', rallenta un po' il gioco. Guadagnin con pallone tra le mani che prova a ragionare a partire dal basso. Lancio a metà campo per cercare il compagno, ci trova ancora con Castellan. Castellan in mezzo per Merlo, anticipato dal suo diretto avversario. Si muovono anche le panchine, qualche segnalazione da parte di mister Moresco ai suoi uomini. È una bella giornata di sole qui al comunale di Mansuet. Sta giocando la prima giornata, lo ricordiamo, del campionato di eccellenza, che è iniziato ieri con anticipo, attenzione, con anticipo tra Giorgione e Borgoricco. Oggi si giocano tutte le altre gare, tutte le altre partite. Si complica la vita Soncin, cercando un passaggio in mezzo a due, non riuscito, e allora concede una rimessa in gioco con le mani a Munari della Marosticense. Munari con le mani è pronto, sarà sicuramente una rimessa lunga, e allora vediamo che cosa nasce da questa azione, da questa rimessa lunga di Munari, che mette dentro questo pallone sul primo palo, poi il tocco è troppo distante Canato per arrivarci. Merlo dalla parte opposta, ancora Marosticense che cerca di andarsene, non riesce. Granati è bravo a fermarlo in 1 contro 1, poi Spigariol ancora in avanti. Bene questa azione, bene questa ripartenza da parte del Porto Mansuet, con bravo Sibiglia che dà palla bene al numero 6 Francescato, tutto dalla parte opposta. L'intenzione c'era, però la palla non arriva a Spigariol, che è un po' coperto del suo uomo, e allora niente da fare. Palla che viene rinviata dalla difesa della Marosticense. Merlo che cerca di andarsela a prendere, fa a sportellate con il suo diretto avversario, nulla di fatto. Mentre dentro ancora questo pallone Spigariol, giocano il duo d'attacco, la coppia Spigariol-Canato, che però in questo caso non riesce a guadagnare il pallone, non riesce a guadagnare la palla, e guadagna soltanto una rimessa in gioco la Marosticense con il minuto 19 qui al comunale di Mansuet. 0-0 il risultato, ancora azione un po' confusa dalle parti sinistre del terreno di gioco. Sia Zoppas che Moresco stanno dando indicazioni ai propri giocatori. Si riprende a giocare con una punizione per la Marosticense, butta in avanti, pallone bloccato ancora dalla difesa prima della formazione di casa, poi il fallo subito da Sibiglia mi pare, e allora si gioca. La ripartenza ancora del Porto Mansuet, che butta in avanti questo pallone per Canato, che però viene anticipato da Francescato. Francescato ancora sul pallone, poi indietro per Sibiglia che non guadagna il pallone, e allora c'è Merlo che scatta però in fuorigioco. Si alza la bandierina del signor Gabriele Soncin della sezione di Mestre per la posizione di Merlo, che era in fuorigioco. Pallone scaraventato via, scaraventato lontano
dall'area di rigore della Marosticense. Allora palla che viene ancora controllata dalla formazione di casa con Spigariol che deve entrare, mette dentro questo pallone tutto dalla parte opposta, Granati dall'illusione del gol ma prende la parte esterna della rete dando l'illusione del gol per quanto riguarda la tribuna, però non così. Peccato perché altra bella soluzione, un altro bel cross dalla sinistra per la testa di un giocatore, in questo caso era Granati, che ha cercato di colpire, palla che però è terminata sulla parte laterale della rete difesa appunto da Guadagnino. In avanti ancora il rinvio della Marosticense, battuta e controllata adesso da Canato in azione difensiva. Sibiglia si gira, palla per Pirrone indietro ancora per impostare l'azione con Zanon e poi il suo compagno Salomone che se ne va, preferisce andarsene da solo. Canato, palla che viene cercata di stoppare, non è riuscito a servire Spigariol e allora si cercano però i due, Spigariol e Canato, niente da dire. Merlo dalla parte opposta che provoca un po' di apprensione al reparto difensivo del Porto Mansuet, però tutto bene perché Salomone mette fuori, quindi palla che era stata toccata da un giocatore da Merlo stesso e quindi pronto al rinvio. Bortignon non trova nessuno, però allora ancora una volta invita i suoi difensori ad andare in avanti e quindi ci sarà un rinvio lungo da parte di Bortignon. Vi ricordo lo scorso anno alla Marosticense, quindi l'ex di turno si smanaccia in mezzo al campo con il fallo del numero 10 Alex Soncin che aveva spinto da tergo il suo marcatore e in effetti si riprende con una punizione giusta per la Marosticense che può partire dalla metà campo. (22 minuti). Manovra Munari, pesca subito su Castellan che però viene coperto bene dalla difesa del Porto Mansuet, poi il rinvio lungo, c'è Canato, avrà qualche problema con il sole probabilmente perché aveva qualche problemino a controllare il pallone di testa. Sibiglia ha preso in mezzo attenzione perché Granati è uscito male in azione difensiva, poi recupera, va a mettersi davanti al giocatore, però attenzione, palla che viene lasciata e qui c'è la risposta dell'ex Bortignon che dice di no al suo ex compagno Nascinguerra. Buono il tiro, un bel missile che Bortignon va a mettere in calcio d'angolo e quindi diciamo che c'è stata forse una delle azioni più pericolose della partita, l'ha creata la Marosticense che va alla battuta di un calcio d'angolo con il numero 7 Castellan. Pronto alla battuta Castellan, davanti a Bortignon il piccolo Merlo che sta per infastidire appunto il portiere. Lungo ancora il colpo di testa, l'ha toccata soltanto Lunardon e quindi il tentativo di Lunardon finisce sul fondo, non c'è quindi nessun problema per la retroguardia di casa. È lo stesso Bortignon che va al rinvio, stesse cose di prima, vedete come la Marosticense scende per non dare possibilità a Bortignon di pescare e di provare a giocare dal basso e allora rinvio lungo, questa volta Canato viene a prendersi il pallone, si invola sulla fascia destra Canato ancora, va dentro molto bene Canato, mette dentro questa palla che era anche buona, però non c'era nessuno sulla traiettoria, anticipato dal diretto avversario, ancora riprende palla la formazione di casa che cerca di andarsene, di involarsi ancora sulla fascia destra del campo, pallone per Tiberio Granati che guadagna forse no, non guadagna la rimessa in gioco con le mani perché è a favore della Marosticense e quindi si riprenderà a giocare con le mani su questa rimessa. 25 minuti di gioco, 0-0 il risultato di questa prima giornata, di questa prima partita casalinga del Porto Mansuet di Paolo Zoppas che vediamo appunto qui davanti a noi, davanti alla tribuna. Palla che rimane lì.
vediamo se guadagna un altro calcio d'angolo. No, è stato bravo il difensore della Marosticense a evitare il calcio d'angolo, rinvio lungo però nel deserto, e allora conquista palla ma poi la perde perché si va a complicare la vita Salomone, che doveva e poteva passare la palla senza mettere in predicato. Bravo Sibiglia, 3 contro 1, attenzione Canato con il colpo di tacco si è complicato anche lui la vita, perché 3 contro 1, grossissima occasione per la formazione del Porto Mansuet, che purtroppo si ferma sui piedi di Canato perché si è complicato la vita, è andato sulla fascia destra quando aveva due compagni di squadra sulla fascia sinistra e bastava servirne uno dei due per andare dentro in porta. Purtroppo nulla di fatto, attenzione perché è rimasto a terra il numero 8 Jürgen Muratai, classe 94, si chiamano i sanitari, vediamo se c'è bisogno oppure no. È bastato, allora il suo compagno aveva chiesto l'intervento dei sanitari e è bastato l'avvicinarsi dell'arbitro per permettere a Muratai di alzarsi, quindi nessun problema, meglio così. Ne approfittano i giocatori intanto per dissetarsi, perché nonostante tutto, nonostante siamo al 14 settembre, oggi è una giornata piuttosto calda, piuttosto afosa, diciamo così, si è aperta intorno a mezzogiorno, perché nella mattinata le condizioni meteorologiche non facevano sperare nulla di buono, poi invece è arrivata questa afa un po' opprimente anche qui a Mansuet. Viene in avanti Castellan che prova a saltare l'uomo, ne salta 2, poi dalla scambio, il tentativo poteva anche essere buono per il numero 2 Munari, che però non si è accorto del passaggio, e allora guadagna la palla ancora la Marosticense, però con Moro che scivola a terra, nessun fallo, l'arbitro è lì vicino. Canato che prende palla, ancora si invola sulla fascia destra del campo, 1 contro 1, un suggerimento di Canato su Spigariol che costringe soltanto il suo difensore a mettere in fallo laterale il pallone. Nulla di fatto, peccato perché sta spingendo il Porto Mansuet, però pecca in alcune occasioni sotto rete in questo momento, e allora Francescato con le mani, vediamo se la rimessa è lunga, sul primo palo va a spizzarla, con ancora il tentativo di Canato di tacco per cercare un compagno libero in mezzo all'area, una confusione totale con il numero 11 Spigariol che poi ha tirato, però la palla si è persa quasi all'altezza della bandierina, palla che viene ripresa e giocata con le mani per una rimessa in gioco da parte della formazione di casa. Ancora un'altra rimessa in gioco, sempre con le mani, anticipo netto da parte della difesa della Marosticense. Sibiglia bene, viene a riconquistare palla, anzi era Pirrone che dà palla indietro per il numero 3 Zanon, che sventaglia per Granati che si aiuta con le mani, ma l'arbitro vede tutto e allora ferma il gioco e dice che si riprenderà a giocare con una punizione a favore della Marosticense. 0-0 il risultato qui a Mansuet. Buoni ritmi, adesso giustamente Guadagnin prova a rallentare un po' il ritmo, anche perché, come vi dicevo prima, si sta giocando con afa opprimente che in campo si sente ancora di più. Guadagnin pronto al rinvio lungo, oltre la metà campo, palla niente, viene controllata, ancora un po' di confusione adesso all'interno della metà campo, un palla che danza da una parte e dall'altra, vedete, con Sibiglia che la riconquista, poi il tentativo di rigiocarla da parte di Canato persa, ancora arriva la difesa di Zanon che sventaglia in avanti, palla che termina fuori, nulla di fatto, con le mani per giocarla. Marosticense, palla che viene giocata sul numero 4 Nascinguerra, indietro il pallone, il lancio lungo, Granati che è costretto a tornare indietro, va all'impostazione su Zanon, tutto dalla parte opposta, però attenzione, mamma mia, stavano complicandosi ulteriormente, fuorigioco di rientro da parte di Canato.
Fuorigioco di rientro da parte di Canato, marcato da 2 uomini, e allora si riprende. Avete visto prima come uno sbaglio difensivo poteva spalancare le porte agli avanti della Marosticense, così non è successo. E allora Marosticense che prova a giocare dal basso per trovare l'impostazione con Munari che poi non trova varchi e allora va indietro, si muove bene la linea difensiva della Marosticense, tutto dalla parte opposta, Granati che blocca di petto, poi il numero 10 Soncin ancora su Granati che decide di andarsene, di mettersi in proprio da solo. Canato si accorge tardi del pallone che era per lui, nulla di fatto, anticipato, ancora in avanti, altra palla per lui e altro anticipo da parte del suo marcatore con il numero 5 Salomone che butta fuori questo pallone. Palla in fallo laterale, si riprende a giocare con la Marosticense, palla tra le mani, 31 minuti e 28 di gioco, ancora 0-0 il risultato, un paio di occasioni per la formazione di casa, un'occasione d'oro, un tiro dai 25 metri di Nascinguerra mi pare, su cui Bortignon ha compiuto veramente un ottimo intervento, smanacciando e mettendo palla in fallo laterale, anzi in fallo di fondo, in calcio d'angolo in questo caso per la formazione ospite. In avanti ancora con Castellan per Munari, sbaglia il pallone Cicca Nascinguerra, poi va al tiro ancora il numero 3 Marco Minato. Un po' la stessa fisionomia di gioco precedente quando andò al tiro Nascinguerra, adesso ci ha provato Minato, palla però che non ha centrato la porta e quindi nulla di fatto per la Marosticense. Allora Bortignon finalmente trova la giocata dal basso, però attenzione perché pressa altissima la Marosticense, non ti dà la possibilità di giocare dal basso, quindi si sceglie e ha così sempre il lancio lungo con Canato che prova a spizzare per Spigariol, non serve perché poi c'è l'anticipo netto del difensore su Spigariol, Merlo che perde lo scontro con il suo diretto avversario, l'arbitro è lì vicino, dice che si può continuare a giocare con Tiberio Granati che punta la fascia destra del campo, la mette dentro con il tentativo, va per le terre anche Sibiglia, scivola con questa palla che stava per arrivare pericolosamente in mezzo all'area, nulla di fatto. Ancora Merlo che se ne va al suo uomo questa volta, subisce anche il fallo. Adesso Soncin ferma tutti, si arrabbia Moresco mi pare nei confronti dell'arbitro, in effetti l'arbitro si avvicina, vediamo Moresco piuttosto arrabbiato, in effetti adesso l'arbitro va a dirgli qualcosa perché chiaramente insomma ci penso io ho detto, e quindi evitiamo di protestare. Moresco aveva cercato naturalmente di perorare la causa del suo giocatore, ne approfitta il Porto Mansuè con le linee per andare a rifocillarsi e a bere. Palla che ritorna, vediamo la palla dov'è perché stanno aspettando di vedere a chi va la palla perché probabilmente non si è capito ancora. La palla tra l'altro non si trova, ecco l'ha trovata finalmente ed è della Marosticense che dà indietro per ritornare il pallone visto che si era permesso di soccorrere il giocatore. Bortignon va su Zanon, ancora lancio lungo con Granati che deve tornare indietro per riprendersi la palla ma non ce la fa, palla che termina in fallo laterale, nulla di fatto. Con le mani ancora la Marosticense a manovrare, altezza di metacampo, viene in avanti Merlo, bloccato ma l'arbitro blocca tutti prima perché c'era il fallo sul portatore di palla e quindi blocca l'azione e si riprenderà con una punizione a favore degli ospiti. Sono già in 2 sul pallone, retrocedono un po' tutti per quanto riguarda la compagine di casa, lo stesso Canato, lo stesso Spigariol sono nella propria metà campo.
leggermente più alto Canato, che è pronto a ripartire eventualmente per una ripartenza possibile. Vediamo che cosa succederà. Va indietro il pallone, lo gioca su Bernardi, che va su Munari. Munari in mezzo al campo, il solito tentativo di imbucare immediato. Adesso c'è Merlo che dà una spinta, poi Spigariol che cerca di dialogare con Canato, non arriva la palla, buono l'anticipo di Granati dalla parte opposta, il capitano che sospinge avanti i suoi, allora c'è la linea difensiva capitanata da Zanon che viene portata in avanti, però attenzione perché poi si è persa la palla un po' maldestramente. Buono l'intervento di Soncin a riprendersi il pallone, attenzione alle difficoltà con Perrone per Soncin che perde palla, rinvio tentato, poi un po' di confusione, attenzione a manovrarla lì questa palla, esce bene con Tiberio Granati, tutto dalla parte opposta alla sua posizione, prova a manovrare ancora con Salomone, con il numero 6 Francescato, anzi che cercava Canato, palla che termina in fallo laterale perché il passaggio non è stato perfetto. 36 minuti di gioco, comincia anche a farsi sentire un po' di stanchezza per quanto riguarda le due compagini. Merlo pressato da Tergo, l'arbitro dice che è tutto regolare, l'intervento di Mattia Zanon, classe 92, una retroguardia piuttosto esperta, quella della formazione di casa. Il lancio lungo verso Basso che prova a manovrare, Basso che se ne va, ma poi rientra molto bene Soncin, anzi è Granati che rientra molto bene da una mano alla difesa, palla però persa ancora con il Marosticense che prova a buttarla in mezzo, non ci riesce, Sibiglia che la controlla, si gira una volta, due volte, poi subisce il fallo e si riprenderà da lì per la battuta già effettuata, mette in difficoltà un po' la retroguardia del Porto Mansuè, in avanti con questa palla che rischiava di andarsene già in precedenza. Francescato, palla conquistata e toccata. Adesso c'è qualcosa da dire alla panchina, all'arbitro, il signor Sartore. Era qualcuno della panchina che si era espresso in maniera non proprio corretta. Ancora l'anticipo netto della difesa della Marosticense su Spigariol, palla per se ne va Soncin al tiro, attenzione a questa palla che stava per toccare terra, pericolosissima, poi è riuscito Guadagnin a deviarla, e allora attenzione alla ripartenza, è in fuorigioco Merlo intanto, però cerca di venire avanti, guadagna qualcosa, guadagna punizione, no, e c'è il numero 10 Nicola Basso che rischia il cartellino perché stava protestando in maniera veramente esagerata. Canato cerca di andarsene, non riesce a passare, poi palla persa, ingabbiato in 2 o 3 giocatori, adesso l'arbitro lascia correre un po' tutto, anche in questo caso forse c'era la punizione sul fallo, adesso c'è l'ammonizione, mi pare che sia il 10, no? E quindi è andato a combinare il cartellino che in precedenza non aveva estratto e allora ha ammonito il giocatore della Marosticense, mi pare sia Basso. Prova a girarsi in attacco, nulla di fatto, sì era Basso, ammonito. Può giocare ancora con le mani la compagine ospite. Rientrano tutti tranne Canato che proverà a ripartire se avrà palla da giocare in uscita. Palla che viene deviata da un giocatore di casa, quindi c'è il calcio d'angolo guadagnato dalla compagine della Marosticense. Si avvia la battuta, anzi la palla che Castellan offre al 40° minuto di gioco, e ancora Basso mi pare alla battuta.
Castellan si avvicina, Basso però non gli cede il pallone, vuole lo scambio, ecco adesso con Basso che la mette dalla parte opposta, nulla di fatto. Tiberio Granati che mette fuori dall'area, blocca tutto ancora l'altro capitano, il numero 3 Minato, che sventaglia, però è brutta questa azione. Ancora Canato che stava cercando di stoppare palla, penso, oppure con la testa di servire il Spigariol, ma una leggera spinta da Tergo non gli ha fatto concludere questa azione, quindi ancora rumori del pubblico di casa su questa azione sprecata della compagine del Porto Mansuet, che può giocarla con le mani, poi la mette a terra Guadagnin pronto al rinvio lungo dalla parte di Merlo, non arriva, poi arriva invece il capitano Tiberio Granati che offre palla a Sibiglia, la perde Sibiglia, poi va a riconquistarsela commettendo fallo, nulla di fatto, un po' di confusione a centrocampo ancora dove non riesce a trovare spazi da giocare Sibiglia. Castellano cerca di andarsene, riesce anche a servire Muratai. Castellano ancora 1-2 con il suo compagno, è buona questa azione bloccata da parte della formazione di casa, poi Soncin che lotta di testa, bene il rinvio per Sibiglia che va a pescare Spigariol, la palla però termina fuori, se n'era andato in precedenza, poi palla che era un pochino troppo lunga, è sfilata sul campo, nulla di fatto quando mancano 3 minuti al termine del primo tempo qui al Comunale di Mansuet sul risultato di 0-0. Sibiglia anticipa tutti, l'arbitro lascia correre, Merlo dalla parte opposta prova ad impostare e viene in avanti la Marosticense, buona questa palla, molto buona, si alza però la bandierina del guardialine, quindi dà il fallo, era fuori gioco, e quindi però bella azione questa della Marosticense, che viene fermata soltanto dalla bandierina alta del signor Tarasov Alexander della sezione di Portogruaro, che dice no, insomma poi non era successo nulla perché c'era stata la parata anche di Bortignon in uscita, però insomma è stata una bella azione che non viene contemplata in questo caso, visto che c'era la segnalazione appunto di fuorigioco da parte dell'arbitro coadiuvato dal suo guardialinee. Pronto Bortignon al rinvio lungo, Canato di testa, Spigariol al volo, è buona l'intenzione però manca la risoluzione giusta, pallone altissimo, però insomma è andato al tiro senza paura e quindi da ammirare, insomma un tiro al volo così, se gli riesce viene giù lo stadio, non gli è riuscito, qualche mormorio, però insomma complimenti a lui che ci ha tentato di prima intenzione quantomeno. Guadagnin al rinvio, colpo di testa ancora per prolungare il pallone proveniente dal suo portiere, palla che però termina fuori, in fallo laterale, e si riprenderà a giocare con le mani da parte del capitano Tiberio Granati della formazione di casa. Ancora Granati, gli ritornano la palla, allora la sventaglia in avanti per Spigariol che è in mezzo a due, però non riesce a trovare il varco giusto, nulla di fatto. Guadagnin, sempre lui, palla tra i piedi, è pronto al rinvio. Rallenta il gioco, pronto al rinvio lungo con i piedi. 45esimo, non c'è nulla da recuperare, allora al 45esimo minuto e un paio di secondi l'arbitro, il signor Sartore, dice che può bastare così, tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0 tra Porto Mansuet e Marosticense, prima di campionato qui a Mansuet.
Eccoci collegati nuovamente con il comunale di Mansuet. Sta per iniziare, o tra poco inizierà, il secondo tempo della gara che vede di fronte appunto il Porto Mansuet e la Marosticense. Il risultato dei primi 45 minuti di gioco è di 0-0, quindi ci apprestiamo a seguire una seconda frazione di gioco che ci auguriamo possa essere sbloccata da un risultato e da un gol, naturalmente, per dare un pochino più di vivacità a questa partita, mentre arrivano anche altri risultati, con il Valbelluna che pareggia 0-0 con la Leo e poi il Cavarzano in vantaggio per 1-0, insomma qualche risultato che però non sorprende più di tanto. Squadre che stanno rientrando, pallone già a metà campo, tutto è quasi pronto per il via dei prossimi 45 minuti di gioco. Vi ricordo che verso il finire di gara del secondo tempo scenderò negli spogliatoi, o quantomeno scenderò in campo, quindi avremo un attimino di bianco per quanto riguarda la cronaca e poi ci risentiremo con le interviste da bordo campo. Squadre rientrate, o quasi, perché manca il portiere tra le fila del Porto Mansuet. Arriva adesso Bortignon. Tutto è pronto per dare il via alla gara. Secondo tempo qui a Mansuet, risultato 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Non c'è stato nessun recupero, non c'è stato nulla da recuperare, e allora vediamo, è sceso anche, c'è un po', il sole se n'è andato, fa respirare un pochino, c'è un po' di sempre una leggera brezza che fa respirare meglio probabilmente un po' tutti i giocatori e pubblico presente. È ripartita la gara con il primo sbaglio della formazione di casa, che permette alla Marosticense di spingere in avanti con Giacomazzo che va per le terre, e allora c'è la prima punizione che batterà la formazione della Marosticense dopo questo fallo difensivo appunto della formazione di casa. Castellan sul pallone, si incaricherà lui, probabilmente mette dentro palla, vuole due uomini in barriera a Bortignon lì davanti, anche se un po' inutili secondo me, però poi il colpo di testa di Merlo, il tentativo non riuscito di prendersi il pallone, ma c'è il fallo forse su Bortignon che non era riuscito a prendere il pallone per un fallo nei suoi confronti, mentre a terra rimane un giocatore di casa, era Sibiglia, che si rialza, va a prendere la sua posizione. Bortignon pronto al rinvio lungo, perché Marosticense è lì in pressing altissimo, e allora alza il rinvio oltre la metà campo, il colpo di testa da parte di Bernardi a liberare per i suoi. Riconquista palla la formazione di casa con il lancio lungo ancora di Pirrone che cercava Canato, non riuscito e non trovato. In avanti ancora la formazione della Marosticense con Merlo che viene tirato alle spalle, quasi strozzato da Zanon. Palla in avanti il capitano Minato che fa viaggiare il numero 10 Basso, che viene anticipato nettamente, palla che termina fuori, poi la palla c'era il fuorigioco e quindi si è bloccato tutto e si riprenderà a giocare con una punizione da parte della compagine della Marosticense, che non sortisce effetto, palla che termina fuori. E allora in avanti ancora con Tiberio Granati che poi manovra su Spigariol che offre palla a Canato, nulla di fatto, anticipato dal suo diretto avversario dell'Unardon e poi dall'uscita da Guadagnin.
palla che viene rimessa in gioco dalla parte opposta, il rinvio lungo oltre la metà campo viene fermato dall'ottimo anticipo del numero 5 di casa. Soncin non passa e allora dalla parte opposta con ancora Giacomazzo che si mette in moto dalla parte destra del campo con Castellan che si ferma, poi da palla basso, attenzione questa palla molto buona, tra l'altro Tiberio Granati ancora in splendida forma, Granati perde palla, attenzione il tentativo di Merlo 1-2 con il numero 10 basso che va sul fondo, cerca di prendersi il pallone, ci riesce, c'è il fallo e c'è la punizione per la compagine ospite. Attenzione con questa palla gettata fuori, un po' di confusione adesso per gli uomini di Zoppas che sono costretti ad allontanare il pallone, lo riconquista ancora la Marosticense che getta in avanti il pallone con il colpo di testa a fermare l'azione sì, ma a mettere in fallo laterale e a permettere alla Marosticense di ripartire, palla al piede, in mezzo trova Minato che si gira bene per trovare il numero 10 Basso che punta l'uomo, 1 contro 1 contro Capitan Granati, 1 contro 1 ancora, si raddoppia subito la marcatura con il tentativo poi di tiro a giro di Giacomazzo, palla che termina fuori, nulla di fatto e allora si riprende a giocare sta predicando un pochino di calma e di tranquillità Zoppas in panchina. Intanto sono andati a riscaldarsi 6 uomini nella panchina di Zoppas del Porto Mansuè, quindi si stanno riscaldando tutti gli uomini del Porto Mansuè, mentre Moresco non ha mandato nessuno a scaldarsi. Attenzione, adesso c'è il fallo e l'ammonizione per il capitano Minato, ammonito Minato per questo fallo che interrompe la sortita di Spigariol. E allora vediamo che cosa nasce da questa punizione. Vi ricordo che nel centrocampo del Porto Mansuè sono assenti Nicoletti e Mello Corbellini, 2 pedine importanti per il centrocampo di casa, anche in queste occasioni, anche in occasione di punizioni da battere e quindi di palle da giocare da fermo. Se ne incarica Zanon, mi pare, quindi che ha fatto allontanare tutti e quindi Zanon che vuol tentarci, Guadagnin che chiede la barriera con 4 uomini, 3 uomini, 3 più se ne mette un quarto nelle vicinanze, poi vediamo, sì, 4 uomini con il piccolo Basso Nicola in quarto uomo. Zanon ha cercato di mettere palla all'angolo, palla che non si è abbassata per nulla, è volata alta sopra la traversa, nulla di fatto. 5 minuti e 53 secondi di gioco con ancora risultato fermo sullo 0-0 qui a Mansuè. Guadagnin pronto al rinvio, andrà lungo oltre la metà campo con Soncin che la tocca, poi spalla contro spalla tra il numero 2 di casa Finn e il numero 10 Basso, alla meglio Finn che guadagna la punizione. Ortignon pronto al rinvio, mentre Zoppas ne ha approfittato per parlare con la linea dei centrocampisti. Spigariol ci prova alla deviazione, alla spizzata di testa, ma non ci riesce. Poi c'è Basso che travolge anche Zoppas, che aveva dato sfoggio anche di un quasi stop al volo. Canato di testa per trovare il compagno Spigariol, non lo trova, palla che termina in fallo laterale. Dalla parte opposta del campo guadagna palla Francescon che si butta in mezzo,
palla che rimane lì ancora ma viene raddoppiato e triplicato dai difensori della Marosticense. Allora la Marosticense adesso ci prova a ribaltarsi tutta nella metà campo e oltre della formazione di casa, si fermano perché non ci sono varchi e allora può impostarla dal basso, diciamo così, con Merlo che si libera molto bene, poi viene bloccato, fallo, si sente l'urlo fino in tribuna per questo fallo che Sibiglia regala al numero 8 Jürgen Muratai, che rimane a terra e quindi viene aiutato a risollevarsi. 8 minuti e 15 di gioco, sempre risultato che non si sblocca qui a Mansuet. Mi pare che dal colloquio avuto a distanza con il mister voleva quattro uomini, ma mi pare un po' esagerato, in effetti ne mette due da lontano, poi tutti dentro, ci sono tutti gli uomini del Porto Mansuet nella metà campo di casa e non c'è nessuno su cui lanciare perché c'è soltanto Spigariol che si invola. Spigariol però questo tentativo di andarsi a riprendere la palla è un po' cieco perché, come vi dicevo, tutti erano nella metà campo, di casa, tutti i giocatori del Porto Mansuet, quindi non c'era nessuno su cui lanciare. Cartellino giallo in mano per Soncin che viene ammonito Soncin dall'arbitro che è il signor Sartore della sezione di Padova, lo ricordiamo, coadiuvato dai signori Tarasov e Soncin rispettivamente della sezione di Portogruaro e di Mestre. Risultato ancora che non si sblocca qui al comunale di Mansuet, 0-0 per il momento, con una gara che non ha entusiasmato il pubblico presente, nemmeno noi, dobbiamo essere sinceri. Si è vissuto su qualche scampo di partita, su qualche scampolo di partita, ma null'altro, insomma, se non un paio di occasioni tentate dalla Marosticense anzi dalla formazione di casa, e poi un tiro dai 25 metri di Nascinguerra su cui il portiere di casa Bortignon ha dovuto superarsi e mettere in angolo. Ecco, questi sono stati gli unici brividi che abbiamo vissuto in questa calda giornata, appunto qui al comunale di Mansuet. Ammonito anche un altro giocatore della formazione di casa ed è il numero 8 Pirrone, che finisce sul taccuino dell'arbitro, quindi ammonito anche Pirrone. Altra barriera con Bortignon che non so se si riferisca al numero di persone che vuole in barriera, perché parlava di uno schema a 3 e quindi vediamo, sì, sono 3 in barriera, quindi vuole una barriera abbastanza folta per non dare la possibilità al numero 10 basso di inquadrare la porta. Vediamo che cosa nasce da questa punizione. Tutti i giocatori della formazione del Porto Mansuet sono nella propria metà campo, sono nella propria diciamo area di rigore, e adesso c'è un po'... non sta giocando benissimo in questo inizio di secondo tempo la formazione di casa, sta trovando qualche difficoltà. Canato che fa sportellate con il suo diretto avversario, niente da fare, palla che rimane fuori e viene rigiocata ancora dalla formazione di casa, che guadagna una punizione all'altezza della metà campo, con Paolo Zoppas che si inginocchia davanti alla sua panchina per chiamare i suoi. Soncin non trova spazi liberi, ed è costretto a tornare indietro, allora ci pensa Zanon a buttarla in avanti, però sbaglia tutto e quindi palla che termina in fallo laterale. È sicuramente più brutta del primo tempo questa frazione seconda appena iniziata, non ha nulla di bello tranne qualche
fiamma della formazione della Marosticense, che con questo Merlo, ricordiamoci che lo scorso anno Merlo ci fece vedere le proverbiali, sudare le proverbiali sette camicie per tenerlo, per fermarlo, e anche in questa occasione, anche in questa gara, insomma, si sta dimostrando un peperino lì davanti pericolosissimo. 12 minuti e 58 con lo 0-0 che non si schioda dal cronometro, ancora vi dicevo un po' una prima frazione di gioco così e una seconda frazione di gioco iniziata non molto bene da una parte, se vogliamo, e dall'altra, perché insomma non c'è granché da ambo le parti. Punizione a metà campo, vediamo se c'è qualche invenzione da parte di Canato, da parte di Spigariol, da parte di Granati, insomma vediamo se si procede ad un primo cambio. Mi pare di sì, dalla panchina di Zoppas alla panchina di Casa il primo cambio dovrebbe avvenire. Vediamo chi sceglie di mandare sul campo. Manda Kais in campo, vediamo se sarà Spigariol oppure Canato. Penso Spigariol. C'è un cambio, eccolo qui, quindi al minuto 14esimo, vediamo chi esce. Secondo me esce Spigariol, vediamo se cambia. No, è il 9, quindi Canato, esce Canato. Allora esce Canato ed entra il numero 9, il numero 18 anzi, Kais. Lo scorso anno al Conegliano ha vinto il campionato con il Conegliano, guadagnando la Serie D, poi strade che si sono separate per un giocatore che ha dato molto, insomma, al calcio sia coneglianese a livello giovanile sia ad altre squadre dove ha militato. Anche il Vittorio Veneto, attenzione, cercava di andarsene subito Kais, sfruttando questa prima occasione che gli era capitato tra i piedi. Nulla di fatto, ancora con le mani la compagine di Casa che spinge in avanti per trovare il varco giusto, blocca tutto la Marosticense. Attenzione a Merlo perché qui c'è il fallo, sì, c'è il fallo giusto su Finn, perché purtroppo si è fatto bruciare, non si è accorto che Merlo stava correndo mentre lui si era fermato, ed è stato ammonito anche Finn per questa azione. Però attenzione, vi dicevo, al giocatore numero 9 della Marosticense, Giovanni Merlo, è un classe 2000 con una velocità folle, lo abbiamo visto in questo frangente, perché ha lasciato lì sul posto Finn, che per carità si era fermato a metà campo convinto che non ci fosse nessuno alle sue spalle, invece poi si è accorto che stava arrivando, mette dentro questo pallone ancora nel groviglio di uomini, con tutti gli uomini della formazione di Casa. Vediamo questo lancio in avanti per trovare Kais, che però non riesce a raggiungere questo pallone, quindi nulla di fatto, con palla ancora in rimessa in gioco con le mani per Sibilia controlla i suoi compagni, mette dentro questo pallone Kais di testa per portare palla dietro, per trovare la sponda. Nulla di fatto. Stanno battibeccandosi a centrocampo Zanon e Merlo. Ottimo il colpo di testa per il numero 6 Bernardi. Palla in avanti ancora, giocata dalla formazione di Casa, che però non trova sbocchi. Adesso chiama palla Kais e poi serve invece sulla fascia sinistra del campo. Spreca tutto ancora una volta Francescato, che aveva tutto il tempo per tentare decisamente un cross migliore. È andato di fretta probabilmente, palla che termina sul fondo campo e nulla di fatto, non cambia nulla. 0-0 il risultato. L'entrata di Kais sembra aver svegliato un po' il reparto avanzato e vediamo se sarà così, insomma.
se qualcosa riuscirà a smuovere Davide Kais lì davanti, visto quello che non è riuscito a fare prima in precedenza Spigariol e Canato. Getta in avanti il pallone, la Marosticense lo tiene, lo controlla, poi c'è il fallo del giocatore della Marosticense da terra per Granati, che va a battere questa punizione. Attenzione a battere queste palle indietro quando c'è nelle vicinanze Merlo, e in effetti vogliono il lancio lungo in avanti. Granati per Kais che salta di testa, la bella spizzata, però non ci arriva Spigariol, e allora Guadagnin va a prendersi il pallone, lo tiene lì, rallenta naturalmente il ritmo e il gioco. L'arbitro che sta ammonendo ancora verbalmente la panchina della Marosticense ha appena detto: guarda che t'ho sentito, perché probabilmente qualcosa è scappato ad un giocatore della panchina della Marosticense. C'è stato il sorriso di Moresco che ha visto la scena. Palla ancora per Merlo che viene a riprendersela, bella la scodellata per questo giocatore, che poi Castellan si riprende la palla, Castellan, e poi c'è il gol su una ripartenza da parte della formazione di casa, sulla ripartenza da parte della formazione della Marosticense. Trova il gol la formazione ospite. Avevamo detto all'inizio di collegamento che questa squadra è una squadra rognosa, è una squadra che non molla mai, è una squadra che non si dà mai per vinta, è una squadra che è lì fin dalle prime fasi dell'azione di gioco, pressa altissima, e quindi c'è questa possibilità che insomma intanto si è sbloccato il risultato qui al comunale di Mansuet, con il gol che porta in vantaggio gli ospiti 1-0. E adesso vediamo la reazione dei padroni di casa. Al 20° minuto di gioco. È stato Basso a segnare il gol della Marosticense. Ancora persa palla da parte della formazione di casa, può ripartire la Marosticense, bloccata a sua volta, e allora Granati, contrastato dall'altro capitano. Granati ancora, va Granati, viene steso, viene ammonito, un altro giallo, un altro cartellino affibbiato al giocatore della formazione ospite Lunardon, che finisce sul taccuino dell'arbitro. Lunardon ammonito, e allora punizione, una bella posizione questa per questa punizione che si avvia a battere Spigariol. Vediamo, sono tutti o quasi in area i giocatori in area di rigore del Marosticense, i giocatori del Porto Mansuet, tranne due difensori che sono rimasti fuori, insomma, per evitare la ripartenza degli ospiti. Ancora a parlarsi con Zanon che va a dire qualcosa a Spigariol, la metterà in mezzo presumo, ma forza il tiro, c'è il tentativo di girata di testa che non riesce perché era un siluro questa palla, che era pressoché impossibile controllarla di testa. In effetti così è stata, la spizzata è stata veloce ma è uscita fuori, e quindi nessun problema per la difesa della Marosticense, che adesso rallenta ulteriormente il gioco per naturalmente tirare un po' indietro e respirare. Attenzione con il Porto Mansuet che spinge in avanti.
può giocare con Merlo dalla parte opposta, fascia destra del campo, cerca di andarsene, danza sulle punte in caso di dire, palla che perde, poi niente da fare, in uscita pallone perso ancora per la formazione di casa, con Minato che spinge in avanti per la Marosticense, dà sul fondo cercando il numero 4 Nascinguerra, e c'è il fallo di Nascinguerra visto dall'arbitro, il signor Sartore, che ferma il gioco e concede la punizione alla formazione di casa. 23 minuti di gioco, attenzione, un po' di confusione anche nello scambio dal basso per quanto riguarda il Porto, che è un pochino in difficoltà. Abbiamo visto un secondo tempo dove a giocare meglio è sicuramente la Marosticense fin dall'inizio di questo secondo tempo. Sicuramente non sono rientrati bene, attenzione, qui si divora un gol il numero 11 Giacomazzo. Non sono rientrati bene dagli spogliatoi la formazione di casa. Adesso Zoppas chiama i cambi e vediamo se effettuerà uno o due cambi. Mi pare che ci siano due giocatori pronti ad entrare in campo per quanto riguarda il Porto Mansuet. Deve cercare di combinare qualcosa e quindi dovrà cambiare qualcosina la formazione di casa. E allora Spigariol, che aveva alzato la testa, si fa recuperare, perde palla e allora la Marosticense può partire con l'autore del gol, Basso che se ne va 1-2 da solo con palla. Si arrabbia Basso perché voleva l'imbucata sul numero 11 Giacomazzo e sul numero 9 Merlo, che sono invece rimasti fermi perché avevano paura di rimanere in fuorigioco. Attenzione ancora Merlo va al tiro e sfiora il gol Merlo, perché per quanto il fisico non lo sostenga più di tanto, perché ha un fisico esile, un fisico che non gli permette di fare a sportellate magari con diversi difensori o parecchi difensori, però ha una velocità dalla sua incredibile e quindi è pericolosissimo e ogni volta sta facendo veramente mettere in pericolo appunto la difesa di casa. Kais che subisce fallo da Tergo, va per le terre e c'è la punizione che lascia lì, conquistata da Kais con il numero 4 Sibiglia, che va per linee orizzontali, il tiro dai 28-30 metri senza grosse pretese, palla che Guadagnin fa sua a terra e quindi nessun problema. Sono pronti i due cambi qui davanti alla tribuna centrale. Sono pronti i due cambi che Zoppas ha intenzione di effettuare per dare un po' una scossa a questa squadra che nel secondo tempo si è fatta veramente ipnotizzare, diciamo così, dalla formazione della Marosticense, che ha giocato decisamente meglio fin dal suo rientro dagli spogliatoi. Vediamo se c'è il cambio adesso. Sì, arrivano i cambi. Allora vediamo, entra il numero 16 Pozzebon e uscirà Spigariol a questo punto. Esce il numero 11, sì, non poteva fare altro. Spigariol lascia il campo a Pozzebon e quindi si cambia la coppia centrale di attaccanti, e questa è la possibilità. 8-17, poi esce anche Pirrone ed entra il numero 17 Enfi Karim. E allora cambia qualcosa, sì, decisamente, quindi coppia centrale d'attacco cambiata, non più come nel primo tempo Canato e Spigariol, ma Kais e Pozzebon. Vediamo se cambia il gioco da parte dei padroni di casa, che devono provare a velocizzare il tutto, perché altrimenti la situazione si fa pericolosa e si fa preoccupante di minuto in minuto. Rimessa in gioco con le mani con Salomone che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, non arriva il pallone, la perde addirittura sul Nobile, poi arriva Zanon che la scodella davanti, la stoppa di petto molto bene Kais, poi Pozzebon che si allunga, c'è il rigore che non c'è, che assolutamente secondo me non c'era, perché è stato bravissimo Pozzebon a mettere la palla in avanti e a ingannare l'arbitro, ma secondo me il rigore non c'era assolutamente.
rigore che per la compagine di casa è una manna, perché arriva nel momento peggiore del Porto Mansuet, e vediamo se grazie a questa soluzione insomma si può smuovere un po' la partita. Allora vediamo, c'è la possibilità per mi pare Pozzebon che vada al tiro per cercare la realizzazione, per cercare il pareggio. Pozzebon contro Guadagnin, Pozzebon la mette dentro e allora c'è l'1-1 con il pareggio conquistato da Pozzebon per la formazione di casa, che forse viene aiutata un pochino su questo rigore, però guadagna il pareggio meritato a questo punto. Diciamo 28 minuti e 45 di gioco, può recriminare soltanto in questo caso Moresco, che lo sta facendo adesso con la terna arbitrale. Vedremo insomma che cosa scaturisce da questo pareggio riportato in casa Porto Mansuet, con la Marosticense che perde palla, viene in avanti, lancio lungo, Pozzebon la lascia, voleva la linea alta per il giocatore della difesa della formazione della Marosticense. Tiberio Granati si coordina bene per andare al tiro, poi palla che sbatte contro un avversario, nulla di fatto, ancora Granati che riconquista il pallone, volevano il fallo di mano, l'arbitro lascia correre, lascia andare, palla rinviata lunga e allontanata dalla area di rigore del Porto Mansuet, che adesso viene a sostenersi con una rimessa in gioco con le mani. Fin che la lancia lunga per il colpo di testa di Granati, che voleva far proseguire Kais. Si è risollevata la formazione di casa dopo il gol di Pozzebon su calcio di rigore al 30° minuto di gioco. Adesso sta tentando naturalmente di forzare i tempi per arrivare a vincere questa gara e a sconfiggere insomma una Marosticense che comunque, come dicevamo all'inizio, è una formazione da prendere sempre con le molle, perché è molto difficile da affrontare, si chiude bene. Attenzione, questo tiro al volo pericolosissimo che viene deviato da nessuno, perché il pallone termina fuori sul tiro di un giocatore della formazione di casa, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo da parte di Guadagnin. C'è un altro cambio, tra le fila della Marosticense, entra il numero 16, sì, vediamo di sapere anche chi esce il numero 7, esce Castellan ed entra il numero 16 Baldi. Quindi fuori Castellan, dentro Baldi per la Marosticense. Vediamo che cosa cambierà. Pare nulla, perché la posizione è la stessa. Mi pare che Baldi vada nella posizione che occupava Castellan, quindi nessun cambio particolare per il momento. Colpo di testa ancora di Granati a spezzare la trama di gioco della formazione ospite. Kais che non riesce a stoppare questo pallone, lo lascia andare in avanti, allora lo controlla subito con Granati che alza la testa, vede Kais che la fa proseguire per il numero 17 Pozzebon, poi cerca il dialogo con il suo compagno, non lo trova, palla che termina tra le braccia di Guadagnin. E allora è pronto al rinvio il portiere della Marosticense, ancora Mello, che viene marcato con Kais che cerca di girarsi subito, c'era anche riuscito, palla che Guadagnin mette fuori con un po' di confusione da parte della linea difensiva. 32 minuti di gioco, bisogna provare a spingere naturalmente per cercare il gol del vantaggio per quanto riguarda la formazione di casa. Ancora dentro con la palla che viene messa in
calcio d'angolo da Nascinguerra, e allora si riprenderà a giocare con una battuta dalla bandierina. Si proiettano in avanti un po' tutti, tranne Finn che rimane l'ultimo uomo in difesa per quanto riguarda il Porto. Batte Granati che chiama lo schema, è buono il tentativo di andare al colpo di testa, nulla di fatto, con Ernefri che prova a buttare dentro questa palla, si fa sentire Guadagnin che chiama il pallone ed è palla che viene rinviata lunga oltre la metà campo, colpo di testa controllato ancora dalla compagine di casa, poi persa, e allora la Marosticense si proietta in avanti ancora una volta. Attenzione a basso, il colpo di testa di Granati che impegna Bortignon in una plastica parata a terra per evitare il calcio d'angolo, e così è stato fatto con 33 minuti di gioco giocati, scusate la ripetizione, qui al comunale di Mansuet. Kais la mette a terra, cerca di andarsene in mezzo a due, viene bloccato, però poi perde palla alla Marosticense, la riguadagna la formazione di casa con Finn che cerca di andarsene a superare, ma nulla di fatto perché il capitano Miniato se ne va, e allora viene messo a terra dall'altro capitano che si becca l'ammonizione per il numero 7, ammonito anche Granati. Sono 4 gli ammoniti in casa Porto Mansuet, un paio sono quelli ammoniti in casa Marosticense. È tutto pronto per battere questa punizione da parte di Lunardon. Lunardon dalla parte opposta cerca il colpo di petto basso per portarsi palla a terra, non ci riesce, ripartenza fallita ancora una volta da parte della formazione di casa, e allora tutto dalla parte di basso, l'autore del gol, dribbling molto bene, palla, mamma mia, palla d'oro nuovamente per la Marosticense, palla d'oro veramente, perché brividi sulla schiena di Bortignon, ma il numero 8 Muratai scaraventa altissima questa palla, per fortuna appunto di Bortignon e per fortuna del Porto Mansuet, perché bella l'azione della Marosticense che aveva costretto alla salvezza ancora una volta con affanno la difesa di casa. Granati per Kais, Kais per Granati ancora, alza la testa, non vede nessuno, c'ha Pozzebon a fianco, Granati, ancora il tentativo di dialogare sullo stretto, non riuscito, va in avanti ancora con Kais che tiene lì la palla e interviene la Marosticense ed esce vittoriosamente ancora una volta. Una ripartenza da parte della Marosticense, attenzione perché fanno male quando partono in velocità, bisogna fermarli prima, e così è successo, e allora può ripartire dalla parte opposta, ancora la ripartenza, questa volta per le maglie bianche del Porto Mansuet, si taglia per Kais, Kais si coordina, poi perde la possibilità di andare al tiro una prima volta perché il pallone o lo stop non è stato dei migliori, e si è concentrato per il secondo tiro, però il secondo tiro poi è stato molto debole e quindi nessun problema per Guadagnin che si è guadagnato la parata. 36 e 42 minuti di gioco con la formazione di casa che cerca il forcing finale per portarsi in vantaggio dopo aver ricucito lo strappo fatto da basso con il suo gol. Il gol invece di Pozzebon sul calcio di rigore, un po' generoso diciamo noi, poi avremo modo di riguardarlo alle immagini, le immagini della nostra telecronaca, e quindi capiremo se c'è stata generosità da parte dell'arbitro oppure se era giusto insomma il calcio di rigore. Tiberio Granati che taglia ancora il campo per Pozzebon che va a conquistarsi palla e va a conquistarsi un calcio d'angolo. Adesso sembra un'altra Porto Mansuet, sicuramente non mi aveva impressionato dall'entrata in campo dopo i primi 45 minuti di gioco. Adesso sembra aver trovato un po' di equilibrio e quindi
Vediamo che cosa nasce da questa battuta del calcio d'angolo, sempre di Granati. Sempre di Granati che alza il braccio per lo schema, si va al colpire di testa Kais, ma la palla non va, e allora adesso c'è il fallo su Sibiglia. Sibiglia che vorrebbe anche l'ammonizione, deve stare attento. Granati è a terra, no, si rialza, e allora Sibiglia, vediamo se Sibiglia metterà palla nel mezzo, e quindi la mette dentro con il colpo di testa di Zanon, salva il gol già fatto un giocatore della Marosticense. Un'azione, attenzione, ancora il pressing da parte della Marosticense, l'arbitro ferma tutto, ferma il gioco, e quindi un giocatore della Marosticense che ha salvato sulla linea, proprio l'ha tirato fuori il pallone. Era sulla linea, stava per entrare in gol, il colpo di testa mi pare di Zanon, provenuto dalle retrovie. Andato al colpo di testa perentorio, aveva mirato al secondo palo, ci stava riuscendo un giocatore della Marosticense in scivolata, ha allontanato e tirato fuori veramente dal sacco il gol già fatto per la formazione del Porto Mansuè. Ancora Kais che dà un'occhiata in mezzo per vedere dov'era Pozzebon, non lo trovo, poi il tiro al volo di Kais che spara lungo, palla che termina abbondantemente a lato. C'è un altro cambio per la Marosticense, sta per entrare il numero 15 Giovanni Tessaro, in classe 2005, e allora esce il numero 6, allora esce Bernardi ed entra il numero 15, quindi sono 2 cambi, 5 cambi in tutto, quindi avremo all'incirca 4-5 minuti di recupero, ci permetterà appunto di scendere e andare in campo. Piovese 5-2 sul Careni. Palla rinviata lunga oltre la metà campo, il colpo per Tiberio Granati che porta avanti il pallone, Pozzebon che si lamenta perché voleva una spinta da Tergo, l'arbitro era lì vicino, non ha visto nulla, e allora Guadagnin è pronto al rinvio lungo, colpo di testa dei padroni di casa in maglia bianca, persa palla, attenzione a Merlo, cerca di andarsene, viene bloccato dal raddoppio di marcature, e allora Sibiglia che prova ad andare veloce, il lancio lungo per Pozzebon che va a prendersi palla, la mette a terra, dà un'occhiata davanti per vedere dov'è il suo compagno di fila, con il pallone che arriva, c'è il tiro al volo di Sibiglia che tocca il corpo di un giocatore della Marosticense, si perde quindi la possibilità di infilare in rete con questo tiro il pallone. 41esimo minuto di gioco, quindi sta spingendo la formazione di casa, cercando naturalmente di portarsi in vantaggio, ci stava riuscendo poco fa con questa palla, poi Merlo che commette fallo, un po' esasperato dai tanti falli che ha subito durante il corso della partita, un po' esasperato, ha tirato alle spalle il suo diretto avversario, adesso viene ammonito tra l'altro. Ammonito anche il giocatore ed è rosso per Merlo, che finisce male questa partita, finisce anzitempo 3 minuti prima.
c'è un po' di confusione. 43, quindi ci sarà da recuperare parecchio. Pensiamo che ci saranno 4 o 5 minuti per quanto riguarda le sostituzioni, però pensiamo che qualcosa in più ci sia adesso con questa perdita di tempo e l'uscita dal campo di Merlo, quindi i 6-7 minuti ci potrebbero stare anche, vedremo cosa deciderà l'arbitro. Zanon sul pallone, l'arbitro deve fischiare, ecco, quindi in avanti ancora la formazione di casa con Salomone con questa palla che viene messa dentro, no, non passa e non c'è nemmeno il calcio d'angolo perché il tocco ultimo è proprio di Simeone, vediamo. Vediamo poi, stiamo aspettando anche quanti minuti. Adesso mi pare che si sia avvicinato l'arbitro al responsabile con la... No, non ha comunicato niente, quindi in avanti ancora ha gettato il pallone. Vediamo, adesso si alza la lavagnetta. 4 minuti, sono anche pochi. Io vi lascio al commento con i microfoni di campo e poi ci risentiamo per le interviste. A tra poco.
Siamo a bordo campo, abbiamo visto il palo colpito dalla Marosticense, quindi il rischio all'ultimo istante veramente di soccombere da parte della formazione di casa. Vediamo, avanza ancora, ma è pronta la ripartenza ancora una volta della formazione della Marosticense. Basso al piede giusto. Ed è il triplice fischio dell'arbitro che conclude. Mister. Paolo, dopo. E allora, siamo con mister Moresco a fine partita, ci mettiamo un pochino più in qua, così vediamo. Eccoci qua. Allora, diciamo che gliel'avete fatta soffrire questo pareggio. Sì, credo che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Io voglio vedere chi verrà qua a fare punti, sono sincero, perché questi sono una squadra forte. Intanto noi ci abbiamo provato, sono contento, secondo me non dovevamo essere un po' più, non rimanere in 10, perché contro squadre così uno in meno si vede e tanto. Quindi avete rischiato il 2-1 sul finale. Sì, sono contento, bisogna continuare su questa strada e va bene, dai, siamo la prima, mancano ancora tante, quindi dai, per adesso siamo contenti. Aprendo la telecronaca avevo detto che giocare contro di voi già lo avevate dimostrato lo scorso anno, vi ho visto in alcune occasioni sia qua che a Pieve di Soligo. È una squadra che non fa respirare, che non lascia nulla che al caso, e quindi siete sempre là. Anche la loro impostazione dal basso gliel'avete sempre proibita. Sì, diciamo che sono stati bravi ragazzi, l'avevamo preparata in maniera aggressiva perché è una nostra caratteristica e noi dobbiamo fare tesoro di questo, perché magari pecchiamo forse qualche volta dal punto di vista tecnico, ma se ci mettiamo questa intensità, questa voglia, questa organizzazione, secondo me possiamo raggiungere l'obiettivo. Mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Bene, allora ringraziamo, vediamo se c'è Bondonno. Dov'è Paolo? Dov'è? Allora vieni tu, dai, io sto cercando, siamo in diretta, vieni qui oppure mandami un giocatore che sta... Sibilia, Sibi. Vedo con felicità che tutti vogliono. Bondonno, ti tocca, Mi sa che dobbiamo concludere con te questo nostro collegamento. Poi magari effettueremo l'intervista con Paolo Zoppas. Allora, allenatore in seconda Bondonno, per chi non lo conosce, ma insomma le visualizzazioni poi le abbiamo e quindi stiamo scherzando un pochino perché avete rischiato e non poco con questo palo all'ultimo istante che poteva complicare ulteriormente la vita. Certo che sì, lo sapevamo che era una partita difficile sotto tanti punti di vista, venivamo da una prestazione non positivissima, quindi ci tenevamo a fare sicuramente una bella figura, a cominciare bene questo campionato e purtroppo non è andata così, l'impegno c'è stato e la voglia anche, siamo mancati probabilmente in un pizzico di qualità nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto qualche occasione potenziale per poter far male, invece la troppa foga o magari la non serenità non ci ha permesso di farlo, però insomma è un pareggio, ci teniamo il pareggio buono chiaramente perché all'ultimo minuto potevamo prendere gol, per cui guardiamo avanti, archiviamo questa e pensiamo alla prossima. Paradossalmente mi siete piaciuti di più nel primo tempo, poi l'entrata del secondo tempo è stato un disastro, proprio cos'è mancato lì? Forse... Immagino che ci avevate parlato. Insomma, sì, certo che sì.
forse è mancato quel pizzico di serenità che il primo tempo in un certo modo ci ha tolto, c'era, ma poi la non trasformazione, esatto, delle occasioni probabilmente ci ha tolto un po' di serenità, e quindi nel secondo tempo siamo entrati un po' più contratti. Però insomma Paolo le ha provate un po' tutte, ha cambiato la coppia centrale, la coppia davanti. C'è da dire anche che vi mancava due personaggi che, insomma, adesso non per levare gli altri, ma insomma Mello Corbellini e Nicoletti lì in mezzo, fanno la differenza. Sì, però noi è dall'inizio dell'anno, esatto, che cerchiamo di non pensare a questo, perché comunque vanno in campo ragazzi che sono alla pari degli altri, insomma, quindi non pensiamo neanche a queste cose qui. Lo avevo detto a Paolo in precampionato, hai la possibilità di cambiare effettivamente modulo e giocatori. Oggi ne ha dato le prove, purtroppo non siete riusciti a concretizzare con la vittoria, però le prove ci sono, insomma, cambia la coppia davanti, ma ne avete altri due altrettanto bravi. Sì, siamo solo all'inizio, quindi ci sta che dei meccanismi non siano ancora così collaudati, e di sicuro abbiamo scelto dei giocatori che si possono adattare sia nelle varie zone di campo che vari moduli, per cui come sempre diciamo noi, i moduli contano fin là, poi siamo sempre in 11 e quindi se in campo c'è la voglia di vincere, la preparazione adeguata per vincere le partite, è più facile portarle a casa indipendentemente dal modulo e dai ruoli. Alla prossima, come dicevi te, di pure a Paolo che hai fatto tu e quindi sei a un posto. Va bene, grazie, alla prossima. Alla prossima, ringrazio Bondonno che è stato qui con noi e che ha concluso insomma, il collegamento qui dal comunale di Mansuè. Termina la gara con il risultato di 1-1 e come avete sentito, come abbiamo visto, insomma, c'è stato anche il rischio di quel 2-1 proprio all'ultimo istante da parte della Marosticense che avrebbe complicato ulteriormente la vita. È tutto per noi ci risentiamo domenica prossima da Pieve di Soligo per seguire l'Eclisse Carini Pievigina contro la formazione del Giorgione.